Qui siamo ai confini del regno del sindaco Giordani e della sua giunta, perché il rione di Altichiero confina con i comuni di Limena e di Vigo d'Arzere. Siamo proprio alla periferia ovest-nord-ovest della città. C'è questo cimitero. Allora, la signora che ci ha mandato, ci ha documentato con delle foto e per le quali abbiamo trovato in questo momento proprio riscontro, ci dice: Non è la prima volta che il cimitero di Altichiero è ridotto così, ridotto nel senso che abbiamo sentito rombare dei tagliaerba per tutto il periodo di campagna elettorale qui a Padova, lo possiamo testimoniare tutti noi padovani, possiamo anche farci un pochino di ironia, ma sappiamo perché succedono queste cose proprio a ridosso del voto comunale. Adesso però guardate qui nel cimitero di Altichiero, tra le tombe, diciamo quelle che sono posizionate a terra dei nostri, tra virgolette, cari, c'è questa invece presenza abbondante di erbacce lasciate lì, e a detta della signora che ci ha mandato una mail in redazione non sarebbe la prima volta. Ecco, prego, osservate insieme a noi e insieme al collega che vi sta facendo le riprese, Cristian Roque Allende. Purtroppo è davvero così e non è un bel vedere. Quando si arriva qui e si riflette su quelli che sono stati appunto i nostri cari che ci hanno lasciato, si vorrebbe trovare un ambiente tenuto bene. Allora, cercheremo nelle prossime settimane, anzi pardon, nei prossimi giorni, di contattare l'assessore Francesca Benciolini, che anche nel precedente quinquennio è stata assessore alle politiche cimiteriali, ai servizi cimiteriali, pardon, del comune di Padova, e ha ricevuto nuovamente questo incarico di dirci come mai, ecco, vedete qui, vabbè, qui magari c'è qualche lavoro cimiteriale forse un po' in corso, sono delle tombe nuove, però a parte questo la terra è ricoperta di erba spontanea, non curata, cioè non c'è un seminato di erbetta verde alla cimitero inglese.